davvero un giorno importante. Io sono anche soddisfatto di essere qua. Dopo tanti anni in cui si sono fatti tagli alla cultura, tanti tagli alla cultura, i sindaci hanno saputo difendere le spese per la cultura anche qui, al di là del colore, anche negli anni dei tagli, faticosamente, insomma, perché sapevano l'importanza. La politica nazionale, anche in questo caso al di là dei colori, non ha capito che investire nel nostro patrimonio materiale e immateriale, nella bellezza italiana, non è soltanto un dovere costituzionale, è una straordinaria opportunità di crescita economica. È il settore su cui siamo più forti, inimitabili, su cui possiamo richiamare turismo culturale, turismo d'eccellenza, su cui dobbiamo investire per far crescere, per tutelare il patrimonio e far crescere la risorsa del nostro paese. Eppure sono stati fatti dei tagli. E io penso anche per le stagioni future, quando ci saranno, come ci sono e si torneranno ad essere, capiterà situazioni di crisi, esigenza di tagliare i bilanci, di risparmiare la spesa pubblica. Tutti, amministratori locali, le regioni, lo Stato, teniamo tutti in presente delle bellissime parole con cui un grande primo ministro inglese, Winston Churchill, all'inizio della seconda guerra mondiale, quando la Gran Bretagna doveva difendersi dal nazismo, e andarono nel suo ufficio, nel bunker, i suoi generali, e gli proposero di tagliare la spesa pubblica per finanziare lo sforzo bellico, per finanziare la guerra, era un'urgenza, e gli dissero: tagliamo la cultura. E Winston Churchill li guardò e rispose con una domanda ai suoi generali. Rispose: e allora per cosa combattiamo? Ecco, io credo che in quella risposta ci sia che un investimento in cultura, la cultura del museo, è una cosa che dobbiamo fare, perché è quello che dobbiamo fare per costruire il futuro.